Tascidele a tutti e benvenuti a Tibet This Week. Diamo prima un'occhiata ai titoli delle notizie principali di questa settimana. Sikyon intraprende il tour ufficiale di ringraziamento nel nord-est dell'India. Sikyon accoglie con favore la legge degli Stati Uniti sulla prevenzione del lavoro forzato degli Uiguri. In Regno Unito, il gruppo parlamentare All Party per il Tibet discute il Tibet. I parlamentari giapponesi convocano l'Assemblea Generale sul Tibet. Riaffermano il sostegno ai tibetani. Regno Unito. Appello dell'Unione Europea alla Cina per i diritti in Tibet nella 46ª sessione del UNHRC. TPI convoca una tavola rotonda di discussione sul Tibet in primo piano. Chiede ai tibetani di produrre più scritti sulla questione tibetana. Il presidente della CTA, il dottor Lobsang Sengye, ha intrapreso un tour ufficiale di ringraziamento negli insediamenti tibetani nel West Bengal e nord-est dell'India. Il dottor Sengye ha detto che aveva scelto di iniziare il suo tour di ringraziamento dagli insediamenti nord-orientali dell'India a causa del suo speciale attaccamento con il luogo, siccome era dove i suoi genitori si stabilirono per la prima volta. Era nato e cresciuto lì e per questo l'ha considerato un inizio di buon auspicio. L'attuale visita al Sikkim e allo stato orientale del West Bengal dal 19 febbraio al 3 marzo 2021 coprirà circa 10 campi tibetani, tra cui Gangtok, Kalimpong, Darjeeling, Ravangla e Tenzinghan. Rivolgendosi ai tibetani nella regione, Sikyon ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di servire Sua Santità il Dalai Lama e la causa tibetana per 2 volte mandati consecutivi. Il dottor Lobsang Sengye ha avuto anche un incontro ufficiale con il primo ministro del Sikkim, Shri Prem Singh Tamang. Lunedì di questa settimana il presidente Lobsang Sengye ha accolto con favore la legge degli Stati Uniti sulla prevenzione del lavoro forzato degli Uiguri per vietare i prodotti del lavoro forzato dallo Xinjiang. Il dottor Sengye ha ringraziato il membro del congresso McGovern e i co-sponsor per aver reintrodotto il disegno della legge alla Camera che non solo vieta l'importazione dallo Xinjiang ma garantisce la responsabilità della Cina nella repressione da decenni della minoranza musulmana uiguri e dei tibetani che sono stati costretti in una rete di campi di lavoro di massa. Il disegno di legge è stato introdotto dai membri del congresso Jim McGovern, presidente del Congressional Commission esecutiva sulla Cina, e co-presidente dei diritti umani Tom Lantos Commissione, Chris Smith, Thomas R. Swazi, Vicky Hart-Zettler, Tom Malinowski, Mike Gallagher e Jennifer Weston. Martedì si è tenuta una riunione virtuale del gruppo parlamentare di tutti i partiti del sostegno per il Tibet nel Parlamento britannico. Il signor Jones del Free Tibet ha riferito della situazione attuale dei prigionieri politici tibetani in Tibet. I parlamentari hanno sollevato domande sulla situazione attuale di Tashi Wangchuk, difensore tibetano dei diritti linguistici in Tibet. Il presidente Tim Lutton ha aggiornato sul Tibet Reciprocal Access Bill e ha informato di proporre nuovamente il disegno di legge alla Camera dei Comuni a maggio e la possibilità di introdurre il disegno di legge più ampio per invitare più sostegno e approvare la legislazione del governo. I membri hanno fatto domande e discusso il progetto della legge. La riunione è stata ospitata e presieduta dall'onorevole Tim Lutton, e co-presidente del gruppo parlamentare per il Tibet del Regno Unito. Vari parlamentari britannici, rappresentanti dei gruppi di sostegno del Tibet e il presidente della comunità tibetana in Gran Bretagna si sono uniti al virtuale incontro. Venerdì scorso il gruppo parlamentare giapponese di sostegno per il Tibet ha convocato l'Assemblea Generale all'auditorium dell'ufficio della Camera dei rappresentanti per discutere la questione del Tibet e per rafforzare il sostegno alla lotta dei popoli tibetani per la giustizia e i diritti umani in Tibet. Alla presenza di 49 parlamentari giapponesi, il signor Nagao Takashi, segretario generale e il membro della Camera dei rappresentanti, ha annunciato che il più grande gruppo parlamentare del mondo per il sostegno per il Tibet ha ora raggiunto 99 membri
con un aumento di 6 nuovi parlamentari giapponesi. Il dottor Tsewan Gyalpo Arya, rappresentante di Sua Santità il Dalai Lama in Giappone, ha informato i legislatori sulla situazione attuale in Tibet, il Tibetan Policy and Support Act degli Stati Uniti ed i futuri piani d'azione. Ha parlato della politica del governo cinese di bandire la lingua tibetana nelle scuole, ingerenze nell'amministrazione dei monasteri, in aumento restrizione e sorveglianza sul movimento in Giappone, arresti arbitrari, torture e morte di tibetani. Il Regno Unito e l'Unione Europea hanno invitato la Cina ad affrontare il deterioramento situazione dei diritti umani in Cina, incluso il Tibet, durante il segmento di alto livello del 46ª sessione virtuale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il segretario agli affari esteri del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda, Sua Eccellenza il signor Dominic Raab, ha sostenuto le crescenti preoccupazioni internazionali per il peggioramento della situazione dei diritti umani in Cina e nelle regioni sotto il suo controllo. Il ministro degli esteri si è rivolto ai membri del Consiglio dicendo: nessuno può più ignorare le prove. Il segretario ha invitato i meccanismi di monitoraggio e protezione dei diritti umani delle Nazioni Unite e i membri del Consiglio di essere all'altezza delle responsabilità. Il segretario ulteriormente ha promesso l'impegno del Regno Unito ad alzare la voce per le persone che soffrono di questo abissale trattamento effettuato dalla Cina. The European Union's call on China to comply with its obligation under national and international law to respect and to protect human rights, including the rights of persons belonging to minorities in Xinjiang, in Tibet, and in Inner Mongolia. Looking in Tibet, the situation remains deeply concerning, with access still heavily restricted. And meanwhile, we see almost daily reports now that shine new light on China's systematic human rights violations perpetrated against the Uyghur Muslims and other minorities in Xinjiang. The situation in Xinjiang is beyond the pale. The reported abuses, which include torture, forced labor, and forced sterilization of women, are extreme and they are extensive. Martedì questa settimana il Tibet Policy Institute del CTA ha organizzato una tavola rotonda sul tema Foregrounding Tibet, basato sulla rivista in inglese pubblicata in dicembre. La tavola rotonda mirava a mettere in luce il più possibile la questione tibetana, dando una piattaforma agli studiosi tibetani per mettere in comune le loro risorse e promuovere la causa tibetana e percezione internazionale. Tenzin Lekshe, direttore del TPE, ha invitato gli studiosi tibetani di tutto il mondo ad inviare i loro scritti sulla questione tibetana nelle aree rilevanti della religione e della cultura, della lingua, tradizione e storia per la pubblicazione da TPE. Ha anche sottolineato la qualità della scrittura, condividendo che TPE era impegnato negli sforzi per distribuire le riviste nelle scuole e nelle biblioteche universitarie, centri di ricerca con sede in India e all'estero. All'evento hanno partecipato un totale di 9 studiosi di ricerca tibetani, inclusi studiosi di TPE. Questo è tutto per questa settimana, vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.